Il virus è estremamente resistente, nel senso che resiste anche, per dirlo, anche nei prosciutti e in tutti i prodotti di derivazione da carne di maiale e nelle carni di maiale. Pensate che resiste a meno 20 gradi almeno 2 giorni, non resiste alla cottura. Quindi l'alta temperatura, la temperatura della cottura distrugge il virus. Ma ripeto, non c'è un pericolo per la salute umana, il pericolo è per la salute degli animali. Un virus resistente che si diffonde in maniera rapida in Cina ha provocato la morte di centinaia di migliaia di maiali. La peste suina africana ha messo in ginocchio l'economia cinese del settore primario. Per questo l'USL Saiyugan ha deciso di incenerire subito la carne sequestrata all'interno del magazzino padovano. Se è vero che non esiste il contagio e la trasmissione tra animale e uomo, è altresì vero che potrebbe provocare una moria di capi e il blocco delle esportazioni di carne di maiale e di prodotti derivati che partono dall'Italia. Per la salute dell'uomo nessuno, sicuramente la diffusione, l'ingresso di questo virus nel nostro territorio e la diffusione negli allevamenti avrebbe sicuramente messo a rischio i nostri allevamenti e quindi tutte le produzioni di carne suina, perché il virus si diffonde rapidamente, come è successo in Cina. La Coldiretti chiede l'immediato via libera all'obbligo dell'etichettatura d'origine sui derivati della carne suina per garantire la trasparenza e la rintracciabilità di fronte agli allarmi sanitari che si moltiplicano con la globalizzazione degli scambi. Sotto accusa, prosegue la nota ufficiale dell'Associazione degli Agricoltori, c'è il sistema di controllo dell'Unione Europea con frontiere colabrodo che hanno lasciato passare materiale pericoloso. Esistono controlli serrati nel momento in cui vengono importati i prodotti, ma anche quando vengono diffusi e in maniera capillare in tutti i luoghi di ristorazione. Noi abbiamo il nostro servizio di igiene degli alimenti e nutrizione che in collaborazione con i veterinari quotidianamente operano centinaia di controlli in tutti gli esercizi pubblici, etnici e non. L'operazione della Guardia di Finanza e dell'USL ha ricevuto anche il plauso del sindaco di Padova Sergio Giordani. Non si tratta di stroncare solo chi fa concorrenza sleale, operando in violazione delle norme, ma nel caso di questi prodotti alimentari di tutelare la salute pubblica, ha detto il primo cittadino.